C'è una terra nel cuore del Friuli in cui uomo e natura hanno raggiunto l'equilibrio perfetto. In questo paesaggio, dove boschi e colline si affacciano sulla pianura solcata da antichi corsi d'acqua, si è riusciti a creare un contesto ideale per gli insediamenti produttivi nel rispetto dell'ambiente. Qui, al centro della nuova Europa, con i mercati dell'Est subito a portata di mano, le aziende trovano collegamenti immediati alle più importanti arterie di comunicazione. Procedure burocratiche snelle e veloci e, grazie all'adozione di una corretta politica ambientale, un più rapido accesso ai finanziamenti pubblici. Questo territorio è vocato naturalmente all'agricoltura e alla produzione di cibi genuini e di alta qualità. Ecco perché si è sviluppato un fiorente distretto alimentare formato da aziende specializzate che trovano qui il loro naturale inserimento, nel cuore verde del Friuli. Ecco perché questo territorio, che comprende 6 comuni, è conosciuto come il Parco Agroalimentare di San Daniele. Arroccata sulla sommità di un colle, San Daniele domina la pianura circostante. Alle sue spalle, lo splendido anfiteatro delle montagne friulane. Una città raccolta e accogliente, dove ogni angolo, ogni via è una scoperta affascinante, dove abbondano i tesori artistici e la vita scorre ancora a misura d'uomo. È per questo che San Daniele fa parte delle città slow, quelle città cioè che hanno saputo valorizzare sapienze, esperienze e valori oramai smarriti dal ritmo frenetico del vivere contemporaneo. Una terra fortunata, accarezzata da un'aria speciale che dona ai prosciutti qui prodotti quel sapore unico e inconfondibile conosciuto in tutto il mondo. La lavorazione segue regole antiche, a partire dalla scrupolosa scelta delle materie prime migliori, fino alla paziente stagionatura nei grandi saloni arieggiati naturalmente. E quando anche il tempo ha compiuto il suo prezioso lavoro, solo allora il prosciutto è finalmente pronto per ricevere il marchio del vero San Daniele DOP. A giugno poi la grande festa. Migliaia di persone giungono dall'Italia, dall'Austria e dalla Slovenia e per 4 giorni animano ogni strada e borgo di San Daniele, che celebra degnamente così questa inimitabile specialità friulana. Ma a San Daniele non c'è solo l'aria buona, c'è anche l'acqua, pura. A poca distanza dal colle, le limpide acque del tagliamento sono la naturale dimora della trota che qui viene allevata secondo natura e lavorata in modo artigianale. Un prodotto sano e genuino che viene sapientemente affumicato con bacche ed erbe aromatiche. Nasce così la regina di San Daniele. Ma è nella sua sfera più intima che questo territorio esprime tutta la sua bellezza. Basta aggirarsi senza meta per le stradine di campagna e ti ritrovi all'improvviso davanti a scenari impossibili da dimenticare. Dove la collina si apre all'abbraccio della fertile pianura friulana, dove il torrente dirama le sue acque limpide e vivaci, lì si trova il territorio di Coseano. Il tempo da queste parti ha conservato un sapore diverso. La pace che trasmettono le verdi distese coltivate dall'uomo, gli antichi borghi che evocano un'atmosfera di serenità rurale, fanno subito capire la piacevolezza di una vita scandita dal ritmo delle stagioni.
Questa tranquillità ha consentito ai suoi abitanti un notevole sviluppo socio-economico che ha portato alla nascita di un centro industriale perfettamente inserito nell'ambiente circostante. Dalle aziende alimentari presenti in quest'area escono ogni giorno migliaia di nuovi prodotti che, grazie all'adozione delle più sofisticate tecnologie, raggiungono un eccellente livello qualitativo e vengono distribuiti in tutta Europa. Nuovi prodotti per nuovi mercati. A Coseano l'innovazione è una realtà quotidiana, anche per il formaggio. Qui, infatti, si trova una delle aziende che producono, oltre a diversi tipi di prelibati latticini, il famoso Montasio DOP, utilizzando le più moderne tecnologie, ma senza dimenticare i principi di un'arte appresa in quasi 70 anni di attività. Tradizione e innovazione. Ecco i due ingredienti fondamentali che rendono speciale un territorio come questo, che non abbandona le cose buone del passato, ma spalanca le porte al futuro. Quello che stupisce nel territorio di Ragogna è come possano coesistere in un'area di poco più di 20 km quadrati tanti ecosistemi differenti. Il monte, ricoperto di boschi, dove regna il castagno, il carpino, l'acero, il frassino e il pino, dove si può fare trekking o riscoprire i sentieri e i siti della Prima Guerra Mondiale. Il fiume, dalle rive ghiaiose e dall'acqua cristallina, e dove d'estate fare il bagno è un'esperienza indimenticabile. E infine lo splendido lago, circondato da ontani, da pioppi e da canneti, in cui trovano dimora folaghe e aironi e cigni reali. Ma non è solo la natura che qui domina incontrastata, c'è anche la storia. A testimonianza di un grande passato, il castello di San Pietro di Ragogna, le cui possenti mura hanno sfidato il tempo e ancora oggi suscitano ammirazione. Un territorio così legato alla natura e alla storia non poteva che esprimere realtà produttive estremamente attente alla conservazione delle tradizioni e all'attenzione per la massima qualità. È qui che si producono prosciutti cui la brezza del fiume e l'aria balsamica del monte conferiscono un sapore dolce e inconfondibile. È qui che si frangono le olive raccolte nei dintorni, ottenendo un olio dal sapore delicato e persistente. È qui che si trova una delle ultime latterie ancora alimentate con le fascine di legna. Le vasche vengono riempite la mattina con latte, che spesso è ancora munto a mano. Visitare questa vecchia latteria è come fare un viaggio nel tempo, ritrovando atmosfere e sapori di una volta, ma mai dimenticati. Ragogna è tutto questo e molto, molto di più. L'antico castello del Signore di Tricano, che da secoli si erge a guardia del territorio circostante, sta all'origine del nome di Rive d'Arcano. Tutt'intorno una natura rigogliosa e panorami di una bellezza incomparabile. Il profilo ondulato delle colline rivela continuamente limpidi corsi d'acqua, boschi e prati verdi. Più a sud, la pianura si apre alla coltivazione dell'uomo. È da queste colline che si traggono vini dal sapore intenso e vivace, con le tecniche più moderne, ma nel rispetto degli antichi saperi.
È qui che si coltiva la vite, nel totale rispetto della natura e dell'uomo, e si produce un vino biologico che riposa per mesi e mesi nelle cantine del castello prima di essere assaporato. E biologico è anche il pane che qui si produce, a partire dagli ingredienti sani e naturali fino alla cottura che avviene all'interno di forni rigorosamente a legna. Cose semplici, naturali, perché la natura a Rive d'Arcano è parte di te. Affacciata sul tagliamento per tutto il suo territorio, da Carpacco a Bonzicco, Dignano ha avuto da sempre con il fiume un rapporto intenso e strettissimo. L'antica via di passaggio tra le due sponde mantiene ancora oggi, grazie al grande ponte che attraversa il corso d'acqua, la sua funzione di importante arteria di collegamento e di transito da e per il Friuli, il Veneto e l'Austria. A testimonianza del grande impulso impresso da questi importanti traffici, le due antiche filande, che ancora oggi fanno mostra di sé a Dignano e a Carpacco e che costituiscono un pregevole esempio di archeologia industriale. L'importanza logistica di questo luogo ha reso possibile lo sviluppo di un insediamento produttivo che ha nel settore alimentare la sua punta di diamante. Aziende leader nella produzione e nella commercializzazione di merendine, snack e dolci confezionati hanno trovato a Dignano la loro sede ideale e i collegamenti più veloci. Come non parlare poi del famoso formaggio che qui si produce in una delle ultime latterie turnarie, che lavora il latte fresco portato ogni mattina dagli allevatori del luogo. Leggermente salato, estremamente gustoso, questo latteria viene prodotto in quantità limitata perché è fatto come una volta, con pazienza e maestria. Sì, perché certe cose da queste parti non sono mai cambiate. E quando il sole tramonta sulle case e sul fiume, il tranquillo mormorio del tagliamento torna a farsi sentire e ad accompagnare le notti di chi ha la fortuna di vivere qui. Arrivare a Fagagna è sempre un piacere. È conosciuta come il paese delle cicogne, che qui, in mezzo a tranquilli laghetti e a una ridente vegetazione, hanno trovato il loro habitat naturale assieme a uccelli selvatici di ogni specie. È bello vivere da queste parti, dove si continua a dare la giusta importanza al tempo, alle persone e al piacere di stare insieme. Dove basta guardarsi attorno per ammirare gli splendidi scorci che Fagagna ha in serbo per noi. Dove si conservano antiche tradizioni, come quella di origine celtica del Pignarul, come la famosa Corsa degli Asini, che si tiene a settembre nella piazza centrale del paese, o come la festa del formaggio in primavera.
Già, il formaggio. Quello prodotto a Fagagna è uno dei latteria più apprezzati e conosciuti per il suo inconfondibile sapore. Gli ingredienti sono semplici: caglio, sale e latte fresco, proveniente da mucche nutrite con foraggi falciati sulle colline circostanti, quelli in grado di donargli quel profumo unico e antico che viene trasmesso anche al formaggio. La cura per la qualità, d'altronde, è una caratteristica naturale da queste parti, che si ritrova anche in altre importanti produzioni alimentari del luogo, come per esempio quella delle torte e delle merendine confezionate. Qualità in tutti i sensi, qualità di vita. A Fagagna c'è tutto: storia, natura, sport. Sarà forse anche per questo che è inserita tra i borghi più belli d'Italia. Il Parco Agroalimentare di San Daniele, un vero e proprio mondo a parte, fatto di terra, aria, acque pulite. Un mondo di valori, profondamente legato alle proprie tradizioni, ma proteso verso il domani. Un mondo dove si realizzano le imprese e dove le amministrazioni sono davvero al servizio del cittadino. Parco Agroalimentare di San Daniele, al centro del Friuli, al centro di tutto.